L'ultimo DPCM manda l'economia in clausura. Il prossimo potrebbe essere ancora più disastroso. Per questo noi di Rete Veneta torniamo a rilanciare il tema dei locali come presidi di legalità. Se gli spazi sono organizzati e rispondenti alle misure anti-Covid, i gestori diventano garanti della sicurezza. Le chiusure anticipate tolgono spazi ordinati e rischiano di favorire aggregazioni anarchiche in zone franche e quindi pericolose. Uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre è quello di non chiudere i locali e gli esercizi pubblici, perché di fianco al dramma sanitario c'è quello economico. È evidente che vanno evitati assembramenti, vanno evitati in ogni modo i rischi di contagio, ma dobbiamo fare in modo che le città non si spengano, anche perché i locali sono comunque un presidio di sicurezza. Andiamo incontro alla stagione invernale, che è la stagione in cui è più difficile vedere persone assembrate fuori dai locali, però bisogna strutturare i locali all'interno in modo tale che siano pronti con il distanziamento ad accogliere le persone, perché sono anche un presidio di sicurezza. Provate a pensare cosa vuol dire una vetrina vuota in un quartiere, vuol dire che non c'è più un presidio. Lo stesso vale per i locali pubblici, quindi il massimo impegno da parte delle istituzioni, il massimo impegno da parte dei locali pubblici per fare in modo che non si vada incontro a un nuovo lockdown o perlomeno a una chiusura degli esercizi pubblici, che sarebbe un male non soltanto per l'economia ma anche per la sicurezza nelle nostre città.